Io invito il professore Peppino Restifo a raggiungerci qui al tavolo, tra l'altro. Ecco, no, non vuole venire qui? Là. Forse ci sono delle slide anche da... Va bene. Sì, 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 no, ma poi noi facciamo, poi ci sarà un Funziona, momento in sì, cui potete funziona. intervenire tranquillamente. Ai, ai. Sì, voglio stare qua perché stasera vai e curru col vento a grapere le porte della storia. Stasera voglio dare per un momento la vita al passato e alla memoria. Grapuli pugna, contolita, resto cosugno, scorro la vita, canto e conto, conto e canto per non perdere lo conto. Questo applauso lo dedichiamo a Rosa Balistreri, perché è lei che ha scritto questa canzone e la sua vicenda terrena è proprio, come si può dire, la sintesi della storia della lingua siciliana nell'ultimo secolo. Rosa Balistreri nasce da un posto proprio sperduto, legata, pensate, a Agrigento, Gigentana, no? È figlia di un proletario che aveva 4 frati, venne fatta maritare con uno ubriacone che caricava i bastonati e a un certo punto scappa e se ne va a Firenze. E Rosa Ballesseri, come si può dire, l'avete mai sentita almeno nel disco, in un video? L'avete sentita, certo. Allora, ho trovato qualcuno che dice, Francesco Pira, che insegna sociologia qui da noi a Messina, dice di Rosa Balistreri, negletta ma non dimenticata. Ed è una definizione perfetta. Fra l'altro Francesco Pira è quello che gli ha fatto l'ultima intervista prima che lei morisse. E l'ultima intervista fatta in una televisione delicata avviene qualche giorno dopo che lei doveva fare un concerto nella piazza delicata e il comune ci studava luce. Quindi negletta, non solo negletta, disprezzata, perché parlava di che cosa? Ah, signoruzzo, chiuvite, che l'arbulicchio su morte di siti, oppure Sant'Aida fa calare sto sole, farlo per noi travagliatori. Cioè cantava storie proletarie, storie di contadini, di artigiani. E in questo disprezzo nei suoi confronti c'è la storia della lingua siciliana, cioè condensata nella vita di questa persona. Perché era zalla, come direbbero i ragazzi messinesi di oggi. Sì, era una zalla, una grazzalla, anzi, o volevo dire peggio, zaurda. Saurda. Saurda, che è la parte pure peggio. Sallo al cubo. Ah? Sallo al cubo. Sì, zallo al cubo, certo. Saurda. Zaurda. Però ha ragione Francesco Pira quando dice non dimenticata, perché poi guardate che cosa succede dopo che lei non c'è più, che viene continuamente ripresa. Tovaduni da scamacca i carretteri. E qui è questo, Battiato, bravo. Ai, ai. E poi cattare mi vorria una virrinedda, Rita Botto, Carmen Consoli,
permettete di dire il nome del mio idolo, Mario Incudine. Mario Incudine. Allora, quando si parla della lingua in necrosi è sbagliato, non è vero. Almeno in questo pezzo della cultura siciliana la lingua è viva, è vivissima e non è solo la ripresa di una lingua morta, è una lingua viva, perché l'ho sperimentato, proprio permettete questo accenno autobiografico, no? L'ho sperimentato. Spunta l'usule e squaglia la ilata, toglia una picciotta che sapurita, che sapurita, che sapurita, squaglia una picciotta che sapurita. Questa qua è una serenata che io ho portato a una donna di cui mi ero innamorato follemente, ma proprio come un paccio. D'altra parte, si sa, la testa dell'innamorato è come un frialoro, no? E ho un amico bravissimo che si chiama Giacomo Farina, leader dei concerti, e poi altri amici che facevano parte di quel gruppo là, e ho detto voglio buttare una serenata. Dice ma qua a Messina, insomma, si fa in te paesi. No, la voglio buttare qua. Dice ma non stai? Stai in un condominio in via San Sebastiano. No, forse è meglio non dirlo. Ma io ho due chiuzzi di una calamita. Abbiamo fatto le prove alla Sala Laudamo. Sì, abbiamo fatto le prove, perché lui suonava benissimo l'organetto, continua a suonare il tamburello, poi c'era Nello, la chitarra, e abbiamo fatto un concertino, cioè un piccolo gruppino così, che a un certo punto molla la Sala Laudamo, ma siccome la notizia si era sparsa, c'era un sacco di gente. Con Giacomo Farina che diceva mucciatevi, mucciatevi, arrete macchine, arrete cantuneri, no, mucciatevi. E allora attaccamo a cantare, sta finestra da un baccunzo non si apriva. Poi seppi dopo che il fratello della donna di cui mi ero follemente innamorato aveva pensato di buttarci una bagliolata d'acqua, che è un classico, cioè un classico. Invece, sapete che vi dico? Che ha funzionato. Non solo gli aprivo la finestra, ma poi scendivo e poi ne andammo tutti a vivere. Allora, la serenata funziona. E l'altra sera appunto con Giacomo Farina, mentre l'associazione ARB faceva delle cose molto serie a Orcinus Sorca, che ho seguito in parte perché in parte mi distraevo qua e là, in realtà lui ha ricordato un'esperienza che a Messina fu fatta, cioè a serenata a Cumanno, a domanda. Erano i tempi del sindaco Provvidente, insomma stiamo parlando di tanti anni fa. 92, anche io l'ho avuta. Bravo. Ma ora sai da... No, e sono anche sposata con la persona che me l'ha fatta. Io ti dico che allora funziona. Forse è il caso di riprenderla questa storia qua. Signora zita, siete sole e luna, ve meritate d'essere regina, ve meritate sto palazzo d'oro, pettato dilli meglio pettura. E funziona. E lei, quello che non sa Rosaria Brancato, è che tutto partì da quella serenata fatta in via.
Tutto questo per dire una cosa molto semplice, che cioè c'è un modo per entrare nelle scuole che si chiama educazione musicale. Questa è la proposta che sono venuto a portare qua. L'educazione musicale, perché non farla? Intanto qua abbiamo, diciamo, dei bellissimi esemplari, io fra l'altro non li conoscevo, ma guardate che cose strane, stimolato da una riunione dell'ANPI, dell'Associazione dei Partigiani d'Italia, fatta a casa del nostro presidente Pippo Martino. Stanotte mi sono messo su internet e mi sono andato a cercare i video dell'Orchestra Filarmonica di Giostra. Alla faccia, sono bravi. Allora l'educazione musicale funziona, si può attraverso questa porta entrare nelle scuole e fare educazione musicale, possibilmente cantando spuntano sulle squagliaie. Grazie al professore Restifo.